Ma voi siete canale 24? Calcio Napoli. Napoli, teniamo l'applicazione. Tenete l'applicazione? Aspetta una conclusione 10. A me ci facciamo una fotografia. Ciao a tutti, prima cosa. Prima cosa, ciao a tutti e Forza Napoli. L'educazione è la prima cosa. Bravo, Quindi sempre. un bel saluto. Sempre, ciao a tutti, Forza Napoli e un bacio a tutti tranne ai Juventini. Gente di Maro, eccoci qua. La sesta puntata di Gente di Maro si apre con la notizia di un Osimhen molto vicino al Paris Saint-Germain. Non so se hai sentito, c'è una buona probabilità che l'anno prossimo Osimhen mangerà le escargot. Che è il suo escargot? Una roba araba là. No, francese. Ah, è francese, speriamo, magari ce n'hanno qualcosa di sotto. Calenda dicono sia a Parigi. E che ce ne importa? Va per servizio. Perché? Perché Osimhen si può portare Osimhen via? Ma Osimhen se ne da lì, frate mio, per forza. Che se ne vada per me? Sì, se non vuoi stare, io che non è contento di stare a Napoli. E noi quelli che non sono contenti non li vogliamo nemmeno noi. Chi c'è da 10 tu diciamo una lana qui? Io no, non so lei. Ma chi? Non ci sta proprio. A questo punto diciamo speriamo, perché così il mercato in entrata del Napoli si inizia un attimo a movimentare. Pare che ho letto stamattina che De Laurentiis si possa accontentare anche di 100 milioni. Ci accontentiamo. Penso di sì. Ma via lui, arriva un altro più forte o bravo come lui? E andare a prendere Lukaku immediatamente. A un certo punto se le strade si devono dividere, si dividono, però non mi urtate a Lukaku, per favore. Conte lo sa sfruttare al meglio a Lukaku e quindi farà sicuramente più gol di Osimhen, perché Osimhen lo vedo proprio giù. Basta sempre ringraziare Osimhen per tutto quello che ha fatto per il popolo napoletano. A Napoli è stato adottato a 110%. Come il bonus. Mamma mia, ma che fa la Francia? Vai in due quartiere latine là, quelli che babba. Là si sta male, sai, il sole non c'è. Ma andrai in un clima bruttissimo. Amici, volevo mettere Parigi e Napoli. Napoli è la città più bella del mondo. Se non sai parlare francese, ti pare in un gol. Parigi è pieno di ratti. In Francia fa più freddo, è vero c'è la Tour Eiffel, ma a Napoli c'è sto mare. A parte non c'è il bidet. Non so se Osimhen è abituato a fare il bidet, penso di sì. Dopo 2 o 3 anni a Napoli penso che... Sambarata se la va. Un culo, sì, spero di sì. Speriamo. Cosa si mangia a Parigi? L'omelette? A Napoli si mangia la pizza, si mangia la mozzarella, si mangia un bello pacchero. Che si mangia a Parigi? Solo formaggi, escargot. Le baguette e croissant. Sotto l'ascella la baguette tutta sudata non va buona. È già aromatizzata alla cipolla. Si mangia la baguette, a Napoli si mangia la pizza, si mangia tutte quelle che ho benedì che ci sta a Napoli. La sfugliatella, papà. A Parigi rubano, mi hanno rubato 350 euro senza accorgermene dalla tasca. Quindi Osimhen, se vai in metropolitana, state a corto portafoglio. Assolutamente sì. Secondo me in metropolitana non ci va. Comunque. Idrici e Sandri, Victor. Tu calcola che mettono la carne assieme alla pasta, fanno tutto un piatto unico. Sono loro che hanno inventato la cucina gourmet, quindi penso che non si può lamentare. Però è poco, capito? È poco, ma chi è sic, capito? Da correre, atleticamente da sta sempre in forma, quindi va bene che mangia poco. Hai ragione. Osimhen, può usare sangria. La sangria è spagnola, non è francese. Che avete comprato? Una tuta, finalmente sono riuscita a comprarmi la tuta dei miei sogni. Sono commossa. Guarda, tutti lo devono sapere, tutti. E per me È molto bella. è bellissima. Un altro possibile partente è Mario Rui. Ha fatto il suo, è anche giusto che vada via. Mario Rui è un discorso già diverso perché già ce l'ho più nel cuore. La sudare la maglia Mario Rui. Diciamo, a parte l'anno dello scudetto, non mi ha mai entusiasmato particolarmente. Il maestro Mario Rui rimane nella storia. Di lui mi dispiace molto perché comunque anche dal punto di vista della rosa, di gruppo, è uno che dà tanto e mi dispiace. Quest'anno braccetto sinistro è l'anno di Olivera. Ha fatto il suo tempo. È il professore, ci lascia pure lui. Mi dispiace un po', sai, perché Mario Rui tutto sommato è uno tosto. Mario Rui ci dà l'input per continuare le nostre personalissime elezioni di miglior giocatore per ogni ruolo. Oggi parliamo di terzini. Qual è stato secondo te il miglior terzino della storia del Napoli di De Laurentiis? Ma diciamo che terzini forti non è che ne abbia avuti, però si facevano rispettare, ci mettevano impegno. Maggio. Dico Di Lorenzo. Gulam. Di Lorenzo. Mario Rui sicuro. Gulam. Di Lorenzo. Gulam. Di Lorenzo. Gulam. Di Lorenzo. Superbike Cristian Maggio. Maggio sì. Di Lorenzo. Il primo Gulam. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Gulam. Maggio. Di Lorenzo penso. Giovanni Di Lorenzo. Ma oggi è il giorno di Napoli a Naune, la prima amichevole dell'era Conte. Com'è andato l'allenamento di stamattina? Ma vedo che stanno abbastanza carichi. Che Dira e Mazzocchi oggi nell'allenamento super. Che dire fa paura, esagerato. Io come un treno. E stasera c'è un test importante. Vabbè, ma io stasera non me la manca perché tengo da fare. Contro chi gioca il Napoli? A un'ala, non lo so dire. Hanno un nome strano, di ragazzina però, dai. Una squadra dove gioca mio nipote Launia. Come si chiama la squadra?
Da Naunia. Come? Da Naunia. Il test di oggi secondo te è già un po' indicativo? Sicuramente chi ha voglia di rimanere a Napoli deve dar tutto in questi allenamenti e poi dare bene anche nei test amichevoli. Io credo che tatticamente qualcosa vedremo già. Non si può dedurre niente, ecco, per l'amor del cielo, anche se Conte vorrà vincere anche questo test, però è molto prematuro. Mangiamo 5-0, anche poco secondo me. 11-0. E 11-0. No, io faccio un pronostico sui prossimi 3 anni. Il primo anno andremo in Champions, ma sono convinto che se continua questa atmosfera nei primi 3 anni torna lo scudetto a Napoli. Non il primo anno. Salvatevi il video, mi direte avevi ragione e ci beviamo qualcosa insieme per festeggiare. Napoli un po' lento nel primo tempo, finisce solo 1-0, nel secondo tempo invece il secondo 11 schierato da Conte sembra essere più sprintante, la partita in totale finisce 4-0. Vediamo un po' la gente che ne pensa. Napoli abbastanza convincente, nella fase difensiva soprattutto. Niente, stanno imballati, è partito 3 come ci si aspettava. Li ho visti un po' stanchi, non è che Conti sta mettendo sotto, magari sta spammando già. Credo che avevano un po' la gamba pesante, si vede che hanno i carichi di lavoro, erano un po' a terra, si vedeva. Dall'anno scorso sono peggiorati secondo me. Addirittura, Madonna santa, se siamo peggiorati rispetto all'anno scorso alla fine. C'è un giocatore che ha spiccato di più? Un giocatore che ha spiccato di più no, stanno tutti quanti troppo imballati. Raffa Marin, Spinazzola, soprattutto grandi giocate, grandi spunti. Ti direi Gaetano. Io direi Mazzocchi. Guarda, mi è piaciuto Russo, è giovane, che si muoveva bene. Dal momento che nel primo tempo ha giocato un attaccante, nel secondo un altro attaccante, Simeone e Khedira, probabilmente tra i due ne resterà solo uno, tu chi terresti? Terrei Khedira. Anch'io terrei Khedira. Anche se Giovanni ce l'ho nel cuore, però Khedira l'ho visto molto meglio. A me piace Simeone, quindi Simeone sì. No, io Khedira invece. Che dire? A posto di Simeone. Che dire sta facendo bene, ma Simeone quando sta in forma, dai, la butta dentro. È un alto livello Simeone, che dire, è più un giocatore da squadretta. Secondo me Mario Ruiz non ha dai, perché è più forte tecnicamente. Dove lo vediamo questa intervista? Questo è Calcionapoli 24. Va bene. Gente di Maro. Lo vedono tutti i napoletani, mi vedono. Tutto il a mondo me. ci vede, Ma signor. li vedono a me, poi i miei amici. Ok, ciao a tutti. Diventerà una star. Proprio star. Gente di Maro, eccoci qua. Calcio Napoli 24, torna in città. Quello di Alici, chiacchiere in giro. Battute, risate, interviste ai tifosi durante il ritiro. È un caso che tu sia qui. Intanto io sono qua perché Forza Napoli. Allora non è Osimhen, è Forza Napoli.